Buongiorno a tutti, vi prego di accomodarvi così iniziamo. Iniziamo questa nostra giornata insieme. Io devo dirvi che sono molto contenta di essere qui con voi anche quest'anno e di far parte della grande famiglia degli ITS Academy. È una realtà che in questi ultimi tempi ho imparato a conoscere, davvero molto interessante, perché è una realtà che sta crescendo anche grazie alle persone che vi lavorano. Ho visto nascere e sviluppare tantissimi progetti, persone animate veramente da una grande passione, da un grande interesse. Gli ITS che crescono e si sviluppano grazie anche agli interventi strategici del Ministero dell'Istruzione e del Merito e grazie alle risorse del PNRR. Dunque gli ITS, lo sapete, offrono una istruzione terziaria professionalizzante, post diploma e a ciclo breve. È un modello costituito, pensate, da 140 fondazioni che sono distribuite su tutto il territorio nazionale e sono divise in 10 aree tecnologiche. Dunque vedremo insieme in questa mattinata quanto gli ITS siano ormai diventati fondamentali per la crescita del Paese. Perché? Ci sono tanti perché favoriscono l'innovazione, accelerano la digitalizzazione, migliorano la competitività globale, creano nuova occupazione. Vedremo tutti questi aspetti con molti ospiti, ma prima di iniziare un saluto dal padrone di casa e invito il direttore generale di Verona Fiere, Adolfo Rebughini, per un saluto. Grazie per essere qui con noi, è una giornata piena di eventi, quindi ci fa ancora più piacere il suo saluto. Ecco il microfono. Grazie, buongiorno a tutti, è bello vedervi qua. Per noi che siamo organizzatori di fiere, la peculiarità di Verona Fiere, oltre a essere attivi dal 1898, è che abbiamo un portafoglio prodotti che è principalmente proprietario, quindi le nostre fiere principali sono organizzate da noi da tanti anni. Se pensate, Fiera Cavalli da 127 anni, Vinitali che probabilmente è quella più diciamo popolare, l'anno prossimo saranno 58 edizioni. Job Orienta però per noi non è una fiera, è un campus dell'orientamento. Siamo molto orgogliosi di poterlo ospitare e coorganizzare da 34 edizioni. Lo facciamo con tanto orgoglio e con anche tanta responsabilità, perché cerchiamo di facilitare insieme a tutti i partner che hanno a cuore le dinamiche di orientamento, di facilitare le decisioni, le prime decisioni per affacciare i giovani al mercato del lavoro, gli studenti al mercato del lavoro, e quindi creiamo un sistema che ovviamente parte dal Ministero, dalla Regione del Veneto, che ovviamente ha un ruolo fondamentale per tutte le edizioni di Job Orienta, e poi tutte le altre regioni, le associazioni dei lavoratori, le organizzazioni sindacali, ma poi soprattutto gli studenti. I nostri padiglioni si animano in questi giorni, c'è tantissima energia, e perché appunto, passatemi il termine, la merce di Job Orienta siete proprio voi, quindi non è solo un prodotto ma sono le persone, e è per questo che siamo davvero onorati di poter partecipare da così tanti anni a questa organizzazione. Un'organizzazione che l'anno scorso poi ha trovato una seconda edizione a Bari. Job Orienta è uscita dai confini del Veneto per poi avere questa seconda edizione che ci ha permesso di sbarcare anche nel sud Italia e di cercare di poter contagiare anche altre regioni con questo spirito e con questa energia. Quindi vi ringrazio molto. Il tema di oggi è l'ITS, quindi ITS Academy verso il 2030. Guardare al futuro è fondamentale, fare scelte consapevoli è altrettanto fondamentale. Se pensate che io ho scritto la mia tesi sui derivati finanziari nel 2005, volevo fare il pilota e sono finito a lavorare in fiera, diciamo che le scelte che ho fatto sono state imprevedibili, e quindi mi sento di condividere un po' con i ragazzi che sono in fondo. Siate consapevoli delle vostre scelte, ma non vi preoccupate, perché poi non sono scelte definitive, c'è sempre la possibilità di avere una seconda, una terza diciamo opzione. Siate coraggiosi in queste scelte, fatevi aiutare. Essere a Job Orienta, far parte di questo sistema è sicuramente un ottimo primo passo. Grazie mille. Grazie direttore, grazie mille. E allora guardiamo
al futuro con i nostri ospiti che chiamo qui sul palco. Carmela Palumbo, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Buongiorno, benvenuta. Ettore Acerra, direttore della DG TUVET, Direzione Generale per gli Ordinamenti dell'Istruzione Tecnica e Professionale e per la Formazione Tecnica Superiore. Buongiorno. Santo Romano, direttore aree politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria della Regione Veneto. Salve. Alfonso Balsamo, advisor education di Confindustria, eccolo. Paolo Bastianello, consigliere delegato formazione Confindustria Moda. E Francesco Manfredi, presidente di Indire. Siamo tutti? Che bella platea. Che bella platea, benvenuti di nuovo. Siamo tutti, no? Allora, dottoressa Palumbo, io partirei da lei. Così mi piacerebbe entrare un po' in quella che è la riforma degli ITS e anche ai fondi del PNRR che stanno di fatto trasformando, ridisegnando l'istruzione terziaria professionalizzante. Allora, per il Ministero quali sono ci saranno, immagino, delle priorità per consolidare questa trasformazione. Quali sono? Che lavoro si sta facendo? Allora, aspetti perché... Perfetto. Allora, intanto grazie e grazie per l'invito da parte dell'Associazione degli ITS. Rispondo subito alla domanda. Diciamo che il radicamento del sistema degli ITS nel nostro sistema di istruzione è talmente importante per il Ministero che vari obiettivi di riforma e di investimento che hanno riguardato il nostro PNRR, diciamo così, sono proprio relativi agli ITS. Sul fronte degli investimenti è stato detto veramente un numero molto consistente di risorse, siamo praticamente a 1 miliardo di risorse per la promozione dei percorsi ITS e per l'aumento degli iscritti e quindi per diciamo far uscire l'ITS da una scelta di nicchia, una scelta post-secondaria di nicchia, quindi l'università la scelta primaria e l'ITS un accidente di percorso, ma per farlo diventare un'alternativa diciamo ampia e sostenibile per gli studenti. E l'altro aspetto, quello sul piano delle riforme, che in realtà ci ha portato già nel 2022 a consolidare in realtà l'assetto che gli ITS piano piano, perché in realtà sono nati nel 2010, hanno assunto e hanno acquisito mediante una serie di atti amministrativi. Quindi questa legge del 2022 e i decreti attuativi che poi sono stati adottati hanno voluto consolidare un quadro ordinamentale e organizzativo degli ITS in modo tale che diciamo anche questa offerta formativa nel settore dell'istruzione terziaria avesse una cornice e anche un'offerta formativa, questo ci tengo a sottolinearlo perché ritengo che sia uno dei provvedimenti più importanti, definita anche se flessibile, nel senso che diciamo ogni 3 anni i percorsi, quindi le varie filiere, diciamo così, le aree tecnologiche e le figure professionali che sono state definite possono essere aggiornate, perché la caratteristica fondamentale di ITS è quello di essere diciamo sempre di avere un'offerta formativa che è allineata con le richieste dei vari settori produttivi. Quindi è stata la necessità di definire i profili professionali di questi tecnologi perché diciamo si esce con un diploma che si chiama di istruzione tecnica superiore, ma di tecnico superiore, ma di fatto la figura che ne viene formata è quella di un tecnologo che con riferimento alle varie aree peraltro
presenta comunque sempre due competenze fondamentali, quelle che incrociano la transizione digitale e quelle che incrociano la transizione green, diciamo così. Quindi al netto anche dell'area dell'ICT, che ovviamente ha delle figure assolutamente skillate sui profili, della cyber security, di tutte le figure che attengono a questo settore. Tutte le figure professionali avranno proprio queste componenti di conoscenza dei profili digitali che sono utili proprio per i singoli settori, e anche l'aspetto del green è un profilo importante. Quindi lei parlava di richieste che di fatto vengono accontentate. Possiamo dire così. Del mondo del lavoro? Mondo del lavoro. Sì, io ovviamente non ho accennato alla appetibilità di questi percorsi e soprattutto dei diplomati, ma credo che poi emergerà anche non volevo neanche togliere spazio agli interventi successivi, perché noi puntiamo tanto sull'ITS alla fine dei conti, e tant'è che è diventato un asset centrale del nostro PNRR. Perché questo è un modo per promuovere occupazione di qualità dei nostri giovani, per dare un sostegno al sistema paese, ai nostri settori manifatturieri e produttivi, e quindi noi abbiamo la necessità di incrementare quel segmento dell'istruzione post-secondaria che non si colloca nell'area classica dei percorsi universitari, ma che con percorsi biennali e in alcuni casi triennali permette di acquisire appunto una formazione di tipo post-secondario, ma assolutamente spendibile e altamente richiesta da tutti i settori produttivi. Cioè il livello di diplomati che a un anno, per dare un dato concreto, sono collocati nel mondo del lavoro supera l'80%, e tra questi oltre il 91%, 91,9%, quindi siamo al 92% dei diplomati, dei collocati, sono appunto collocati quindi trovano un lavoro coerente con il percorso fatto. Quindi elevare l'occupazione dei nostri giovani, ma un'occupazione di qualità, assolutamente funzionale ai nostri settori produttivi e ai nostri settori manifatturieri. Tanto di qualità, poi lo vedremo dopo, che non solo i diplomati ma anche i laureati si affidano sempre di più e seguono i corsi ITS. Infatti. Acerra, voi coordinate gli ITS, soprattutto in questa fase di riforma e di PNRR. Quali sono i risultati? Che cosa ci attendiamo nei prossimi anni? Come state lavorando? Voi avete insomma una visione abbastanza completa. Sì, grazie per l'invito, è un piacere essere qua. E la visione è quella di un sistema veramente in grossa evoluzione sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo, nel senso che negli ultimi anni, grazie agli interventi normativi di cui parlava la dottoressa Palumbo e grazie ai grossi investimenti, il sistema degli ITS sta sempre di più diventando da una nicchia di qualità a un sistema che attrae sempre più giovani, e la novità di questi ultimi anni è anche quella di lavorare sulle filiere 4+2, che non costituiscono certo una scelta poco importante, anzi il coinvolgimento degli ITS nella coprogettazione, nell'affiancamento, nel supporto degli istituti tecnici e professionali è una delle scelte strategicamente più importanti degli ultimi anni. Non a caso, con il decreto 127 che è stato emanato all'inizio di settembre, è un sistema che è diventato ordinamentale, e quindi gli ITS come sistema di qualità, gli ITS come facenti parte integrante di una filiera tecnologico-professionale
gli ITS come opportunità, non a caso qua si chiama job orienta, insomma la parola orientamento insomma è la parola chiave, e certamente il problema degli anni scorsi è stato quello di insomma non solo informare ma cercare di far capire ai ragazzi che gli ITS costituiscono un'opportunità molto importante. Certamente la filiera 4+2 darà un contributo molto forte, ma c'è bisogno anche in prospettiva, qua stiamo parlando verso il 2030, di lavorare sempre di più sulla insomma, qualità dei percorsi. Attualmente non so se ricordo bene i numeri, sono 147 fondazioni, insomma, e il mio parere, questo è un parere che mi sono fatto in questi anni, che non è che abbiamo bisogno di tante fondazioni, ma abbiamo bisogno di che ciascuna fondazione si specializzi, arricchisca la propria offerta formativa e sia sempre più in contatto con il mondo del lavoro, il mondo delle imprese, cosa che gli ITS fanno. Un'altra prospettiva, sempre verso il 2030, è quella dell'internazionalizzazione, perché noi abbiamo una necessità di lavorare sul locale, ma lavorare, come si diceva, anche sul globale, e quindi una prospettiva di internazionalizzazione per il sistema ITS, e non solo naturalmente per il sistema ITS, è sempre più forte. E quindi io sono molto fiducioso, non voglio dare i numeri insomma perché forse sarebbe inopportuno, però noi avevamo alla fine del 2023 mi pare 21.510 diplomati, vado sempre a memoria, insomma l'obiettivo è quello di rendere, e 21.000 sono relativamente pochi, insomma, però già oggi abbiamo un numero di iscritti di molto superiore, e crediamo che in una logica non di competizione col mondo accademico, ma sicuramente di collaborazione, il sistema degli ITS possa e debba essere sempre più sviluppato. Certamente è una priorità strategica del Ministro, è una priorità strategica della nostra, insomma. Grazie mille. Dunque un sistema in grande evoluzione, ITS come una opportunità davvero importante, obiettivo sviluppare questa realtà. Dottor Romano, allora, il Veneto è possiamo dire tra le regioni che più valorizza gli ITS, però voi avete anche un osservatorio nazionale, a livello nazionale osservate un po' l'evoluzione, quindi che cosa succede. Quindi alla luce delle recenti riforme dei fondi PNRR, qual è lo scenario? Bene, buongiorno a tutti. Intanto saluto anche i ragazzi che sono qui presenti, ma direi vorrei evidenziare alcune cose che vanno molto bene e magari 2 o 3 criticità, altrimenti diciamo che tutto funziona bene e poi insomma non è detto che sia così. Allora abbiamo un modello che sicuramente funziona molto bene, abbiamo avuto una crescita rilevantissima in questi anni, siamo partiti in Veneto a 7 corsi, adesso siamo a 101, questo grazie a uno sforzo superiore a quello che prevede la norma da parte della Regione Veneto, ma da parte di tutte le regioni. In Veneto abbiamo 8 fondazioni, abbiamo fatto una scelta ben precisa in questi anni di limitare le fondazioni per avere una governance, riteniamo, migliore, o non lo so, che funziona comunque. Abbiamo fatto la scelta di avere l'impresa al centro. Le nostre fondazioni ITS hanno come presidenti degli imprenditori, questa è una scelta ben precisa. Si parla sempre, si legge del problema del mismatch, eccetera. ITS, come diceva prima la dottoressa Palumbo, invece questo problema l'hanno risolto proprio all'origine. Il fatto di avere degli imprenditori in ITS vuol dire che poi l'offerta formativa va veramente incontro a quello che chiedono le imprese. Abbiamo una parte di pratica che è il 35% fatta in azienda, quindi questo a conferma di quello che dicevo, e adesso le aziende cominciano a utilizzare di più l'apprendistato di terzo livello, che in Italia diciamo non ha mai decollato, ma in realtà in questo momento credo che sia particolarmente importante perché rende anche più attrattiva verso i ragazzi, e questo è fondamentale nel momento in cui sappiamo c'è il calo demografico, problemi di vario tipo. Queste sono le cose che stanno bene, oltre alla qualità dell'offerta formativa, eccetera. Poi adesso si apre una fase che secondo me è nuova. Sappiamo che il PNRR ormai sta finendo, le regole sono chiare, sono state date dalla Commissione
e quindi è arrivato il momento di effettivamente mettere veramente a regime. Abbiamo parlato della parte normativa e questo lo è, però io ricordo, seguo anche da tanti anni il lavoro, quando c'era il problema dei centri per l'impiego, no? E ogni anno si sapeva l'anno dopo come li avremmo finanziati. Poi finalmente è arrivata una legge dello Stato che ha scritto a decorrere dal sono stanziate X risorse. E questo passo è fondamentale, altrimenti siamo qui a rincorrerci, mettiamo risorse del fondo sociale, quante risorse mette lo Stato. Ho visto il bilancio dello Stato 2026, non mi sembra che abbia previsto tantissime risorse. Questo secondo me è arrivato il momento post PNRR, anche perché, scusate, con i lavoratori stupendi che sono stati fatti grazie al PNRR, io ovviamente conosco quelli veneti, non è che possiamo averli non utilizzati in pieno. Quindi abbiamo sicuramente tanti ragazzi che vogliono fare questi percorsi, abbiamo i laboratori, dobbiamo dare stabilità e questa è la prima Quindi vanno cosa. cercate altre risorse. Lo insomma. Stato deve mettere risorse. Se è un percorso che è previsto dalla normativa, lo Stato deve mettere risorse. Le risorse comunitarie che la Regione ha messo in grandissima abbondanza sono risorse aggiuntive, non dovrebbero essere risorse sostitutive. Quindi questo punto è fondamentale. Il secondo punto, a mio parere, è che dobbiamo rafforzare l'identità. Ancora ci sono moltissime persone, anche forse qualche docente, ma sicuramente moltissime famiglie, moltissimi ragazzi che non conoscono i percorsi ITS. Noi l'abbiamo fatto in Veneto e va fatto di più, bisogna fare una campagna di comunicazione per far conoscere ITS ancora di più. Questi sono i punti, a mio parere, che darebbero un definitivo assetto a uno strumento, ripeto, che funziona benissimo. Grazie. Grazie. Allora, dottor Balsamo, partiamo dagli ultimi dati Excelsior 2025 che ci dicono le imprese hanno programmato 120.000 assunzioni di diplomati ITS più 80% rispetto all'anno scorso, quindi una crescita elevatissima, però il 57% di questi profili è difficilissimo da reperire. Secondo Confindustria, come si può intervenire? Non abbiamo tutto il tempo per poterne parlare, però ecco, per darvi un'immagine, 120.000 è come se fosse l'intera città di Vicenza più un po' di Interland. Questo, immaginate tutta la gente di Vicenza, dal sindaco all'ultima persona che va in giro, tutte quelle persone sono le persone che servono alle nostre imprese, con un aumento importante perché l'anno scorso erano 80.000, 2 anni fa giustamente dicevi erano 50.000, quindi le imprese... Questa rilevazione si fa sui fabbisogni, sui questionari che vengono fatti alle imprese, quindi le imprese cercano sempre di più dei soggetti che hanno fatto questo tipo di esperienza. Qual è il cuore di questa esperienza? È la prima volta che in Italia, sono stati in Spagna, Danimarca e Romania a parlarne in questi giorni, in Italia e forse in Europa l'impresa ha un ruolo centrale nella governance ma anche nella pedagogia dell'ITS, nella didattica dell'ITS. Quindi è chiaro che un'impresa si affida a ciò che essa stessa ha formato ed è credo la ragione principale per cui abbiamo questo numero così alto di persone, in realtà sono contratti di lavoro, non persone, che servono alle imprese. Unioncamere ha pubblicato questo bel libro, è uscito fuori 2 o 3 giorni fa, che rileva anche per settore, e io credo sia un bel consiglio darlo ai ragazzi, ma anche e soprattutto ai genitori di questi ragazzi, andarsi a vedere quali sono i settori che più su questi argomenti vanno. È in linea tra l'altro con la lettera che il ministro Valditara ha mandato ai ragazzi delle scuole medie e ai loro genitori, dove c'è tutto, quindi diciamo che le informazioni ci sono. Che cosa porterà queste informazioni poi a diventare persone che scelgono nel loro percorso di fare questa scelta di nicchia, che ora è sempre meno di nicchia, perché ricordo sempre che dopo il Covid eravamo, io do del noi perché quando parli di ITS siamo aggregato in qualche modo, 9.000, adesso siamo a più di 45-46.000, quindi c'è stato un per 5, quindi l'effetto PNRR si è visto, ma appunto c'è anche l'effetto delle imprese che sempre di più, qui ci sono ITS che hanno in calce, in corpo, nelle proprie fondazioni più di 80-100 imprese. E la cosa interessante è che a differenza magari di alcune università che preferiscono parlare soltanto con i grandi nomi, nell'ITS ci sono anche tante piccole imprese che creano una cultura diffusa dal punto di vista imprenditoriale che cambia il territorio. E questa cosa la si può vedere andando a incontrare questi ragazzi, e qui insomma job ne abbiamo visti tanti in queste giornate, che ti raccontano come l'ITS è stato anche la scoperta della cultura d'impresa del proprio territorio. Quindi il perché bisogna fare più ITS lo dicono i dati e lo dice il fatto che in questi giorni sono venuti fuori dei numeri che uno può consultare.
Ragioniamo però anche sul per chi. Perché il perché, lo sappiamo, il perché è un po' più complicato. E il per chi sono quei ragazzi che sono lì dietro, che sono, domani andiamo a una cerimonia di diplomi che in realtà è un po' postuma, perché è una festa di diplomi all'ITS Alto Adriatico, ce ne sono credo 400, se vedo Barbara la direttrice, e allora diremo che loro sono i nuovi Prometei. Chi era Prometeo? No? È l'amico dell'uomo che, diciamo, a dispetto degli dei, ha regalato il fuoco agli uomini per aiutarli a scaldarsi, a fondere i metalli e tutto quello. Loro sono i nostri Prometei perché ci devono aiutare ad avere un approccio nuovo nei confronti delle tecnologie, perché il vero segreto del funzionamento eccezionale degli ITS è il fatto che loro si formano su quelle tecnologie abilitanti, e credo ce ne siano più del 70% all'interno della didattica, che poi sono le stesse tecnologie che le imprese metteranno a loro disposizione per creare sviluppo, per creare nuovi prodotti, per creare nuovi brevetti. Ho detto il perché, il per chi, ma c'è un come. Sulle risorse mi lego a quello che è già stato detto, soltanto visto, insomma, da giornalista, quindi immagino che i numeri ti piacciono. Il mismatch Vicenza, più tanti altri, il 1 milione di FP che mancano, i 240.000 laureati STEM, messi tutti insieme pesano quasi 50 miliardi l'anno in questo paese. Quindi vuol dire 2 finanziari e mezzo, 3, vedendo gli ultimi numeri. Sì. Che è una cosa importante, che fa capire anche perché in finanziaria bisognerebbe investire in questa sorta di meccanismo anti-mismatch che ti riduce questa, cioè ti dà la possibilità di avere un PIL più alto. E questa cosa è molto chiara in Europa, in Italia insomma stiamo cercando come imprese di raccontarla meglio. Ma l'aspetto più importante è che gli ITS sono stati un difficilissimo esercizio di collaborazione pubblico-privata. Perché nell'ITS c'è la scuola, c'è l'ente di formazione, c'è l'università, ci sono le imprese, c'è il territorio, c'è anche il terzo settore in alcuni casi, e mettere insieme tutte queste teste è molto faticoso, perché abbiamo linguaggi diversi, abbiamo tempistiche diverse, abbiamo simpatie diverse. E questo esercizio però è molto utile perché finito il PNRR, questa aggregazione, questa collettività, questa tensione plurale va mantenuta. E venendo dall'esperienza spagnola, che noi siamo andati in giro a studiare i modelli spagnoli, in questo momento la Spagna è la locomotiva d'Europa, cioè più 3% di PIL, noi siamo sullo 0, beati loro più 3%. Il loro punto di vista è interessante perché hanno capito che un ruolo centrale nella formazione post-diploma, negli apprendistati in particolare, ce l'hanno le parti sociali quando aiutano le scuole a orientare i ragazzi verso determinati settori. Quindi noi abbiamo i numeri, è vero, ma adesso dobbiamo avere un sistema capillare che vada dai genitori. Come Confindustria noi organizziamo le serate a teatro. A Brescia c'erano 800 genitori a teatro per ascoltare degli animatori che raccontavano Brescia città industriale. Abbiamo bisogno che questi numeri diventino e prendano corpo all'interno di un dialogo tra le parti sociali. E addirittura gli spagnoli che si divertono a costruire hanno creato, si chiama Fundae, questo istituto, questo fondo per l'empleo, dove al piano terra ci sono gli uffici delle parti sociali, quindi la Confindustria, CGIL, CISL, UIL, potremmo dire in Italia, e tante altre, e nei piani superiori ci sono i ragazzi che fanno la formazione in apprendistato. Questo perché? Perché quando noi parliamo di queste cose, noi dobbiamo avere in mente sempre il per chi e questi ragazzi. Noi non possiamo fare le nostre programmazioni, le nostre riflessioni, le nostre belle chiacchierate, senza pensare per chi le stiamo facendo. Certo. E quindi avere a che fare, come se al CNEL, per dire che è il consiglio in cui noi parti sociali dialoghiamo, avessimo delle classi dove ci sono gli apprendisti che lavorano al tornio, gli apprendisti che programmano un PLC e tutto il resto. Ecco, questa potrebbe essere una proposta che secondo me dopo il PNRR dovremmo fare. Col 4+2 può nascere, perché all'interno dei campus questa realtà si può evidenziare, quindi l'orizzonte verso cui andiamo è questo. E chiudo, l'impresa è pronta a fare la sua parte. Qualche anno fa, quando parlavamo di ITS, facevo l'esempio, se andate alla chiesa di Sant'Anastasia, che è bellissima, forse la chiesa più bella di Verona, ci sono queste cariatidi, che è un brutto termine, ma in realtà sono quelle che reggono le colonne, qui li chiamano i gobbi. Ecco, l'impresa, umilmente direi, in questo momento sta reggendo il sistema, continuerà a farlo, però ecco, l'importante, è stato detto, è riconoscere questa identità, perché una volta che è riconosciuta tutti riusciamo a lavorare insieme. Grazie mille. Dunque l'impresa è pronta a fare la sua parte, giustamente come diceva Balsamo. Dottor Bastianello, parliamo di moda, lo sappiamo, è uno dei pilastri del Made in Italy, e anche in questo settore c'è una grande trasformazione. Come si collocano gli ITS e quali passi avanti si possono fare? Grazie, buongiorno a tutti, grazie Guido Torielli, Presidente, per l'invito. Ma l'industria della moda, intanto faccio un
una piccolissima premessa, perché girando l'Italia vedo che è un dato non conosciuto. L'industria della moda e accessori italiana è il secondo settore manifatturiero del paese dopo la meccanica. Quindi diamo da lavorare a 600.000 persone, abbiamo un fatturato di 90 miliardi, in calo di 14 sul 2023 e ahimè il 2025 sarà ancora peggio, ma al di là di questa situazione negativa del comparto, un mese fa ero all'ITS TAM di Biella e ho consegnato i diplomi ai ragazzi che hanno finito il percorso 2023-2025. Parliamo del diplomati al 17 luglio, ok? Un'ottantina di ragazzi. Al 1° di settembre, quindi con agosto di mezzo le ferie, il 70% di questi ragazzi era già entrato in aziende in cassa integrazione, che è l'unico dato, ahimè, che è aumentato a 2 cifre nel settore industriale della moda, il che vuol dire che le aziende, pur in difficoltà, hanno la visione del futuro, hanno conosciuto questi ragazzi e pur in difficoltà li hanno immediatamente assunti. Questo vale per Biella, qui c'è Antonella Vietiello, direttore generale del MITA di Scandicci, altra eccellenza nel settore della pelle, vale per l'Onati, per la Fondazione Cosmo del Veneto. Allora, secondo me, al di là di tantissimi discorsi, questo mi rivolgo ai ragazzi. Allora, l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa. Manifatturiero vuol dire che non abbiamo risorse prime, importiamo, trasformiamo e rivendiamo. Questo banalissimo concetto dovrebbe far sì che tutta la formazione tecnica del paese e quindi massimo sostegno confindustriale anche della moda al 4+2, all'alternanza scuola-lavoro, formazione-lavoro, ancora di più all'ITS, perché qui non ci vogliono dei premi Nobel. Se il paese Italia sta in piedi, può piacere o non può piacere, ma i numeri sono questi, per il manifatturiero è logico che la formazione, l'istruzione deve tener conto di questo, e gli ITS sono uno degli esempi, insieme al 4+2, degli sconvolgimenti. Qui c'è Claudio Gentile che con me è dal 2002 che ci siamo occupati in Confindustria di formazione. Quando nel 2002, parliamo di 20 anni fa, si parlava di alternanza scuola-lavoro, sembrava una cosa, c'era un'opinione pubblica contraria, perché era mettere i ragazzi al servizio delle imprese a fare gli stage gratuiti, quindi i ragazzi venivano sfruttati. Ecco, io spero che tutto questo tipo di barriere sia passato, e l'ITS è la dimostrazione tipica, classica, di come il territorio, attenzione, la dottoressa Palungo ma anche il dottor Acerra hanno sottolineato 2 o 3 aspetti molto importanti. Il successo delle fondazioni ITS sono la presenza massiccia di aziende grandi, medie e piccole nei territori. Se non ci sono le aziende dove i ragazzi fanno metà del loro percorso, attenzione che rischiamo degli stipendifici e quindi delle fondazioni, a nostro modestissimo viso, destinate a chiudere passato la ventata del PNR. Quindi una condizione sine qua non. Altro discorso è però, e la dottoressa Palumbo sa e anche il dottor Acerra ne abbiamo già parlato, che dobbiamo trovare la maniera per cui i ragazzi che non hanno questa disponibilità di aziende, penso solo al tessuto industriale di Bergamo, ne hanno 500, quindi figurate se solo per gli ITS, a Brindisi non è così, a Bari non è così, a Catania non è così. Dobbiamo trovare la maniera di far sì che questi giovani abbiano la possibilità di frequentare ITS. Sono d'accordissimo col dottor Romano. 7 ITS a 8 in Veneto, ce ne sono 7 in Piemonte, 4 in Friuli. Valenza Po ha voluto un corso ITS per, come tutti voi sapete, è un grosso centro orafo, e la regione Piemonte ha fatto filiare la fondazione TAM di Biella.
non ha duplicato le fondazioni, ha fatto sì che la fondazione dedicata all'industria, ripeto, industria manifatturiera della moda, figliasse il corso per orfi. Attenzione, perché per noi, sia come Confindustria e anche come industria della moda, abbiamo 8-10 eccellenze. Per me è sempre mi fa a volte rabbia non avere la stessa presenza nel centro-sud, perché i ragazzi devono avere le stesse possibilità che siano nati a Milano o a Bari, quindi questo è un discorso che dovremmo affrontare e che vale anche per l'alternanza scuola-lavoro, ma dobbiamo puntare a delle fondazioni di eccellenza, altrimenti andremo ad annacquare una delle novità didattiche dei percorsi sicuramente che hanno cambiato il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. La moda ancora di più, perché la moda vive certamente di creatività, vive di design, vive di inventive, vive del patrimonio culturale e artistico che abbiamo in Italia. Siamo gli unici che possiamo trarre ispirazione, parlo nel fare i colori dei tessuti, nei disegni degli abiti, nei disegni delle borse. Voi non sapete quanta ricerca, innovazione, ma quanto guardiamo al passato e al nostro patrimonio artistico, che è la prima fonte di ispirazione. Però tutta questa creatività va poi trasformata in un prodotto che sia, l'ho detto anche ieri, sostenibile da un punto di vista sociale, quindi massima legalità nella trasparenza della filiera produttiva, ambientale ed economico. Chi esce dagli ITS oggi, facendo 1000 ore circa del loro percorso in azienda, hanno già tutto questo ben chiaro e visibile. Ed è per questo, a fronte anche della gravissima crisi demografica che stiamo attraversando, che ogni anno è peggio, e ai prossimi pensionamenti, tutti al 2030 massicci, 100.000 persone solo nel mio settore manifatturiero, che dobbiamo guardare con estremo interesse a mantenere alta la qualità degli ITS, giusto farne promozione, perché molte famiglie la considerano una formazione di serie B rispetto al titolo alla laurea, molte famiglie la considerano una specie di percorso di serie B, non è andato bene all'università, vado a fare gli ITS. Sono tutte barriere ideologiche di ignoranza, di disinformazione che ancora oggi rallentano lo sviluppo e la crescita di questo strumento didattico che per noi imprenditori è fondamentale, e soprattutto perché va nell'interesse dei ragazzi che possono trovare immediatamente occupazione, e questa è la cosa per il loro futuro più importante. Grazie mille. Sicuramente una formazione non di serie B, insomma lo stiamo così capendo con questa chiacchierata. Professor Manfredi, Indire è l'osservatorio, possiamo dire, privilegiato che monitora i risultati, l'efficacia, l'evoluzione degli ITS. Possiamo fare un bilancio e capire che cosa manca e quali sono le sfide più importanti? Grazie, buongiorno. Per rispondere alla sua domanda parto dai saluti. Saluto le studentesse e gli studenti presenti e dico loro, ma lo avete capito dalle parole di chi mi ha preceduto, che questo è un sistema che alle fondazioni ITS potete, forse dovete affidarvi. Di esse dovete fidarvi e ad esse dovete affidarvi. Lo dicono chi vi ha preceduto. La soddisfazione degli studenti diplomati negli ITS supera l'80%. In particolare sono soddisfatti dell'uso delle tecnologie abilitanti, delle metodologie didattiche innovative, del rapporto con i docenti. Più del 70% dei docenti delle fondazioni ITS sono professionisti, sono persone che lavorano sul campo e quindi hanno tanto da insegnare anche nella dimensione pratica. Sono soddisfatti dell'ampio tempo passato nei laboratori, fino al 50% in alcune aree. Sono ovviamente soddisfatti delle opportunità occupazionali, del loro ingresso nel mondo del lavoro. Più dell'84%
entrano nel mondo del lavoro entro un anno dal diploma, meglio 84 del 95%, perché poi un 5% decide di proseguire gli studi nelle università, e anche questo è un altro elemento di valore che gli ITS garantiscono. Come ricordato la dottoressa Palumbo, di quell'84%, più del 90% occupa posizioni coerenti con quello che ha scelto per la propria carriera professionale, per la valorizzazione dei talenti, un concetto che richiamerò tra poco. La nostra prima ricercatrice Antonella Zucchero, che è la coordinatrice di questo monitoraggio che noi da 10 anni effettuiamo, sintetizzerebbe tutto questo con 3 verbi: fare, riflettere, consolidare. Consolidare le scelte che ognuno di voi farà nel futuro, consolidare le proprie abilità, consolidare le proprie competenze e quindi diventare professionisti di successo, pronti veramente a rispondere alle sfide che le nostre imprese, il nostro tessuto imprenditoriale vi darà, che esse hanno di fronte e che quindi daranno ai loro professionisti. Saluto i presidenti, a iniziare dal presidentissimo Guido Torielli, dai suoi collaboratori, i presidenti, i direttori e i professionisti che lavorano negli ITS, che invece sono qui davanti perché assumono fino in fondo la responsabilità di cui parlavo prima. E invece a loro dico, usando una locuzione latina, simul stabunt, simul cadent. Le comunità e la scuola insieme staranno oppure insieme cadranno. E questa, vedete, è anche la prospettiva e, se vogliamo, il metodo che il ministro Valditara, i direttori del Ministero, che saluto e ringrazio anche per la collaborazione che sempre ci danno, hanno individuato nelle riforme che sono state proposte e che si stanno implementando. Insieme staranno oppure insieme cadranno i pezzi del sistema 06, le scuole primarie e le scuole secondarie, che devono essere integrate non solo dal punto di vista dei percorsi di istruzione ma anche delle educazioni, progetti sui quali stiamo lavorando. Il sistema secondario e il sistema terziario che vengono integrati grazie a strumenti come i tutor e gli orientatori, e la personalizzazione della didattica, la valorizzazione dei talenti, il nuovo sistema di formazione scuola-lavoro, la nuova filiera 4+2 di cui parlerà domani il Ministro in un altro nostro convegno. Quella filiera 4+2 che in fondo nasce prima come sperimentazione e poi diventa ordinamentale anche grazie al lavoro fatto dalle fondazioni ITS, dalla loro capacità di aggregare, di costruire queste reti. Allora noi come istituto, accompagnati sempre dal Ministero, rilanciamo la filiera lunga, il 4+2+N, cioè l'integrazione con l'istruzione degli adulti, perché la sfida del mismatch non si vince solo proiettando tutti i nostri giovani da protagonisti dentro il mercato del lavoro, ma anche evitando che tanti adulti vengano espulsi dal mercato del lavoro, non trovano, penso ad esempio ai lavoratori immigrati, una buona collocazione, una corretta collocazione, una collocazione dentro il mercato del lavoro. Quindi la sfida del 2030, Indira ha costruito un documento di scenario al 2050 per il nostro sistema educativo in risposta a tutte le transizioni, ad iniziare da quella demografica, con risposte che io ritengo, io da neopresidente, quindi mi permetto ancora di poter parlare bene di noi, ma perché poi c'entro poco sostanzialmente nel lavoro che i colleghi ricercatori e ricercatrici hanno fatto. Una scuola che è un'ambizione, che è ambiziosa, ma che è anche realizzabile e costruibile partendo da quel insieme staranno oppure insieme cadranno i vari pezzi del nostro sistema educativo, dentro il sistema educativo, dentro i sistemi comunitari. Questa è la sfida al 2030 e oltre, nostra, in funzione di quelle ragazze e di quei ragazzi. Grazie. Grazie mille.
Allora, io adesso farei una domanda, una risposta veloce uguale per tutti, visto che abbiamo qui dei ragazzi, insomma, che sono pronti per costruire il loro futuro. Alcuni di voi hanno parlato di territorio, che è una parola che mi piace molto. Allora vi chiedo se gli ITS possono essere uno strumento per far sì che i giovani rimangano nel nostro meraviglioso paese. Può essere uno strumento per contrastare la fuga dei cervelli e chissà magari attrarre persone che dall'estero arrivano in Italia. Dottoressa Palumbo, partiamo da lei, col microfono. Sì, direi tutto questo, sia per diciamo trattenere qui delle intelligenze, dei talenti, e per offrire loro una formazione di qualità. Tra l'altro Balsamo ha detto una cosa molto importante, cioè che l'ITS si rivolge anche alle piccole aziende. Ricordiamo che l'Italia è il paese delle PMI, quindi sono aziende che fanno fatica a fare formazione in ingresso, quindi a diciamo raccordare la formazione, chiamiamola scolastica, ecco, per intenderci, con le competenze richieste in azienda. Ecco, l'ITS si colloca proprio lì, mentre le grandi aziende possono istituire delle loro academy, e le hanno, cioè possono fare formazione, le piccole aziende fanno fatica, quindi l'ITS va proprio in quella direzione. In quella direzione lì. Poi il fatto di quindi si rivolge sicuramente ai nostri giovani, ma si rivolge anche all'esterno. Io sono reduce, vedo qui Nardiello tra l'altro in sala, e da 1 a 2 giorni, siamo stati lunedì e martedì in Egitto, al Cairo, con il ministro Valditara e 5 ITS, che per una joint venture, chiamiamola così, importantissima, che sta partendo con l'Egitto. Cioè c'è un interesse enorme anche, quindi nell'ambito del piano Mattei, insomma il concetto più ampio è quello, ma c'è un interesse forte al nostro sistema in filiera, chiamiamolo così, di istruzione tecnologico professionale, e in particolare il sistema degli ITS, che può avere una duplice funzione, diciamo, sotto il piano dell'internazionalizzazione. Da un lato può ampliare la base degli studenti che in qualche modo vengono in Italia a studiare presso i nostri ITS e quindi si inseriscono con un'occupazione di qualità nel nostro paese. D'altro canto possiamo anche contribuire con delle diciamo con una formazione in loco da parte dei nostri ITS a costruire, diciamo così, quei quadri intermedi e forse anche una prima classe dirigente, e che poi si potrà inserire nelle nostre aziende che hanno interessi, business, attività in questi territori, ma anche contribuire a elevare il sistema manifatturiero di quei paesi con una, diciamo, titolarità italiana molto forte. Ed è quello che sta piano piano prendendo forma, prima di tutto con l'Egitto, ma anche con altri paesi. Sì. Direttore Acer, quindi Italia un po' come esempio per gli altri paesi, e questo ci inorgoglisce. Ma questo senz'altro, anche perché è un sistema che comunque io credo che abbiamo preso spunto dalle buone pratiche di altri paesi. Noi, quando io ho cominciato a fare questo mestiere, si parlava tanto e solo del sistema duale tedesco, insomma, no? Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, fortunatamente, insomma, e quindi oggi abbiamo cercato, insomma, di costruire un sistema che abbia una sua identità e anche una sua originalità. Si parlava di territorio, di sviluppo dei territori, insomma. Io vengo da un'esperienza che è in via di conclusione di quasi 4 anni in Campania, all'ufficio scolastico regionale, e ci sono degli elementi che noi dobbiamo comunque di cui dobbiamo tener conto. Un elemento purtroppo negativo: in 10 anni in Campania si sono persi 150.000 alunni e studenti del Sistema Nazionale di Istruzione, e quindi c'è anche questo tipo a fronte di questa denatalità c'è una difficoltà di trattenere
i ragazzi sul territorio, e noi parliamo di territori che sono molto compositi, fatti da aree metropolitane importanti, ma anche da aree interne molto importanti. Insomma, finisco con un esempio. Qualche mese fa il ministro Valditara ha partecipato alla consegna dei diplomi in un ITS veramente di un'area interna di un centro della provincia di Avellino che si chiama Grotta Minarda. Probabilmente forse qualcuno di voi l'ha sentito parlare, pochi conoscono, insomma, ed è un ITS di assoluta eccellenza, è un ITS che ha cercato di mettere a frutto proprio tutto quello che c'era e che c'è nel territorio, e che si sta anche legando ad altre province della Campania. E quindi sostanzialmente è certo che lo sviluppo territoriale è supportato dagli ITS, ed è anche una scommessa per le cosiddette aree interne, che non ci sono naturalmente solo in Campania, perché il nostro paese è un paese, io una volta fra le varie cose che ho fatto facevo il coordinatore della strategia aree interne, insomma, ed è stata una bella esperienza perché ho conosciuto le aree interne, ma anche della Lombardia, del Piemonte, insomma, e gli ITS in queste realtà possono essere veramente un plus di non poca importanza. E direttore Romano, è così anche in Veneto? C'è anche in Veneto la difficoltà a trattenere questi ragazzi nel territorio, o Allora, è completamente diverso? ci vorrebbe un convegno solo su questo, un tema siamo molto sintetici. interessante, su cui abbiamo fatto anche diverse cose come Regione. È stata l'attenzione ovviamente sia politica che tecnica. Ovviamente il problema non è trattenere, ma che ci sia una circolarità, nel senso che se un giovane va all'estero va benissimo, ma Deve tornare? strumenti con cui tornare. Per quello parlavo prima velocemente dell'apprendistato di terzo livello, che può aumentare l'adattività. Adesso, ma ci sono imprenditori, lo sanno meglio di me, è cambiato completamente l'approccio dei giovani al mercato del lavoro, ma anche in generale rispetto ad alcune scelte. Ad esempio, non comprano più la prima casa. No, io ho un nipote che lavora ad Amsterdam, e credo che sia un problema complessivo. Non è solo sufficiente forse anche capire cosa si può fare a livello di stipendi, ma anche complessivamente a livello di welfare. C'è il problema enorme della casa, su cui come Regione abbiamo fatto delle cose, ma sicuramente non è sufficiente. C'è il problema di dargli la possibilità di fare formazione quando lavorano, di dargli il tempo libero. In questo momento c'è un problema di attrattività non solo dei suoi privati, ma anche della pubblica amministrazione. La Regione Veneto fa concorsi, ci sono persone che vincono e che poi non accettano quando vengono chiamati, magari 3 mesi dopo. Quindi c'è un problema che va assolutamente affrontato. Noi stiamo facendo alcune cose, c'è un bando uscito recentemente della Regione proprio sul welfare territoriale, perché poi ovviamente non tutti sono Luxottica, che si può permettere le cose bellissime, ma ne abbiamo una. Ci sono aziende piccole, welfare territoriale può servire a dare degli strumenti per favorire l'attrazione dei giovani, per trattenerli o comunque per avere circolarità. Però insomma è un tema molto interessante. Sicuramente gli ITS possono favorire, ma certo stiamo parlando di un pezzetto, ci vorrebbe sicuramente molto di più. Solo per tornare all'Olanda, visto che la conosco direttamente, ci sono tantissimi incentivi per i giovani per comprare la casa, agevolazioni sul mutuo, per studiare. Cioè, è chiaro che è un problema molto, molto importante, su cui dobbiamo assolutamente fare molte cose, a mio parere. Balsamo, certo, è un problema ovviamente molto più vasto. Gli ETS non è che possono da soli trattenere e far rientrare tutti i nostri giovani, però lo possono averlo. Però possono indicare la strada. La strada, ecco. Io sono di Foggia, vivo a Roma, ho studiato a Bergamo, quindi un po' la dorsale l'ho vista. E la cosa che mi colpisce di più degli ITS, e quindi parlo del modello, perché a livello numerico è chiaro che non è che può rimpolpare la provincia di Foggia o da Roma in giù, però possono indicare una strada. La strada è quella intanto della capacità di dare una seconda chance, perché io, guardando anche i ragazzi di ITS in questi giorni, ho trovato ragazzi che vengono da esperienze fallimentari dell'università, ragazzi che hanno delle disabilità importanti, ragazzi che vengono dall'esperienza carceraria, ragazzi che in generale sono completamente disorientati. Non faccio nomi, ma ci sono ITS in cui incontrano dei neuropsichiatri infantili che raccontano dove sta andando la società attuale.
presentano dei libri, ti costringono a leggere almeno un libro l'anno, che vi assicuro, tolti i libri di scuola, molti ragazzi questa cosa non la fanno, e ti portano a essere una cosa, ascoltato. Noi parliamo tanto di ragazzi, ma io difficilmente ho trovato posti diversi dagli ITS in cui loro hanno una voce. Qualche giorno fa su questo palco hanno raccontato i loro brevetti, hanno raccontato le loro esperienze, hanno raccontato le cose che producono. A me questa cosa fa impazzire, perché se ci andiamo a rileggere la formazione migrante, io adesso non voglio fare il Confindustriale a tutti i costi, però ogni volta che si parla di cervelli in fuga, a parte bisogna parlare anche di quelli che ritornano, perché adesso mi spediranno a Bruxelles qualche mese, sto già pensando a cosa fare quando torno, però è anche vero che noi siamo un grande paese e te ne accorgi quando vai via e quando ritorni magari porti, giustamente lo diceva Romano prima, anche l'esperienza che hai fatto fuori. Ma i cervelli in fuga vadano ed è giusto così, ma per quelli che restano la cosa importante è essere ascoltati ed avere un ruolo, una situazione in cui possano ritrovare un senso in un territorio. La Fondazione Migrantes non parla di salari come prima ragione per cui i ragazzi vanno via, parla del fatto che non si sentono presi in considerazione. E c'è uno studio sociologico enorme, immenso, che ci fa capire che gli ITS diventano un ruolo di dialogo intergenerazionale. Guardate che non è una banalità andare in azienda e avere un tutor che ti insegna il mestiere. Perché in una società in cui ci sono i boomer e la generazione alfa, quelli su TikTok e quelli su Facebook, che non si parlano tra di loro, fare un lavoro insieme ti costringe ad avere lo stesso problema da risolvere e ti costringe a iniziare a dialogare. Veramente ho visto posti molto complessi in generale nelle aziende, ma sicuramente sono spazi in cui il lavoro in team ti porta a dover dialogare tra generazioni. Quindi la prima questione è il dialogo tra le generazioni e poi c'è un secondo aspetto fondamentale, anche perché in Confindustria ovviamente noi campiamo sulle imprese che ci pagano la quota associativa, e questo qui a sinistra me la paga per esempio, però c'è un tema serio di difficile, come dire, crescita dell'imprenditorialità giovanile. Noi nel 2050 avremo l'11,2% di bambini under 14, quindi una società sempre più anziana. Due sono le cose, o si fanno figli come ricci, oppure a un certo punto bisognerà fare in modo che questi 11,2 siano i migliori al mondo. E per essere i migliori al mondo l'impresa deve far parte della tua formazione, e non soltanto per creare posti di lavoro, che vuol dire anche attrarre persone, ma soprattutto per creare nuove imprese. Pochi parlano dell'impatto enorme che stanno avendo gli ITS sull'imprenditorialità giovanile, perché quando tu hai a che fare con una tecnologia abilitante, a un certo punto dici, ma se aggiungo questo pezzo, faccio questo brevettino qua, trovo il mio compagno di corso che mi dà una mano, inizio a creare una piccola società. E questo lo stiamo vedendo in tutti i settori, turismo, informatica, meccatronica. E io sono contento perché qualcuno mi pagherà lo stipendio nella moda, qualcun altro mi pagherà lo stipendio tra poco, però soprattutto perché dà la possibilità a dei ragazzi di avere a che fare con una soluzione di senso della loro vita e quindi magari restare nel loro territorio e, perché no, prendere anche ragazzi che vengono dall'Egitto, dalla Tunisia e lavorare con loro. Quindi questa è una rivoluzione che è ancora silenziosa, ma credo che tra qualche anno avrà anche dei numeri da raccontare. Con una integrazione importante, d'accordo Bastianello? Sono d'accordissimo su tutto quello che ho sentito, da quello che ha detto Carmela, la dottoressa Palumbo sulla formazione all'estero, sia di ragazzi che verranno da noi a essere formati da noi, ma sia la cosiddetta diplomazia formativa, andare lì. Non dimentichiamoci mai che abbiamo in Italia una congregazione come quella dei Salesiani che ha 64 centri di formazione eccellenti in tutto il mondo. Quindi stiamo già facendo delle sperimentazioni, dei lavori per cui che stiamo seguendo in prima persona, è che anche qui c'è poca comunicazione, per cui stanno arrivando delle persone formate che sanno parlare l'italiano e che entrano col permesso di soggiorno per lavoro. A Torino hanno appena accolto 10 rifugiati siriani e del Ruanda, con tutto il territorio che si è dato da fare per l'accoglienza di queste persone, la casa, la tessera sanitaria, il bancomat e quant'altro. Quindi quello che dice Alfonso è ancora supito, ma sicuramente sarà all'attenzione dei prossimi anni, data anche la crisi demografica e dato tutto quello che ci siamo detti. Per rispondere alla domanda, sicuramente l'ITS può essere un
un punto di riferimento che lega i giovani, ma per un semplicissimo motivo. Gli istituti tecnici di 30 anni fa, penso all'Alessandro Rossi di Vicenza, storico come quello di Fermo, il consiglio di amministrazione era fatto da corpo docente e da persone del territorio. Nel momento in cui la scuola diventa, senza pregiudizi, ideologie e roba del genere, che sono solo degli enormi ostacoli, come impostiamo il lavoro didattico dei ragazzi, ma non per servire le aziende in senso padronale, ma in un'ottica dello sviluppo tecnologico e dello sviluppo dei mercati. Questo è il sistema migliore per cui si legano i ragazzi al territorio. Sempre però con i discorsi che facevamo prima, se non ci sono le aziende dobbiamo far sì che i ragazzi abbiano questa possibilità. Poi, e mi taccio, ha ragione dottor Romano, quando parliamo di ragazzi che vanno all'estero, qui bisognerebbe fare 3 ore di convegni, perché ci sono molti giovani che non vogliono fare determinati lavori. 1. 2, abbiamo, lo diciamo mai apertamente in Confindustria, abbiamo un problema di salari. Però attenzione, si parla sempre di stipendi bassi, non si parla mai di costi, costo lavoro, che sono 2 cose ben differenti, ok? Un conto è la cifra in basso a destra in busta paga, un conto è il costo che abbiamo in Italia. Quindi certamente, e chiudo, a Valdagno la Marzotto ha avuto una ripresa di piccola ma significativa di assunzione di coppie, marito e moglie. Nel 1936 Gaetano Marzotto istituì le istituzioni sociali. Scuola materna con l'orario della fabbrica, asilo nido con l'orario della fabbrica, la fondazione per accogliere gli anziani. Dobbiamo ragionare in un modo che il welfare deve essere presente. L'ITS può essere un bellissimo centro per confrontarci anche su queste cose. Così come stiamo facendo anche noi. Manfredi, a lei la chiusura di questo dibattito è davvero molto interessante. Grazie, 2 premesse. Sono d'accordo con tutto quello che hanno detto i colleghi e sono un ottimista di natura. Però la mia risposta in questo caso è sì, ma. Articolo il ma e vado un po' in differenziale con quello che è stato detto. Ed è stata una riflessione che ho portato, credo, fino alla prima o alla seconda riunione del Comitato Nazionale ITS che ho l'onore di presiedere presso il Ministero. La mia riflessione è stata: attenzione, perché meglio formiamo dei giovani, più incentiviamo quel meccanismo concorrenziale di chiamata magari in contesti più rispondenti in termini economici o in termini di qualità della vita alle loro attese ambizioni. Detto in un altro modo, se in Regione Calabria noi formiamo tantissimi bravi tecnici grazie al lavoro degli ITS, non è detto che automaticamente il sistema imprenditoriale calabrese sappia o possa trattenerli. Arrivano i veneti che dicono: no, ma vieni qua, la casa te la troviamo, lo stipendio è il doppio o un terzo in più, qua si vive bene lo stesso, fai sperimenta questo territorio e il lavorare da noi, che siamo aziende europee, che hanno una grande proiezione all'internazionalizzazione, che ti faranno crescere, bla bla bla. Mi fermo qui, io sono un economista e quindi conosco queste dinamiche. Il mercato del lavoro è un mercato, domanda e offerta, concorrenza sia sulla domanda che sull'offerta. Quindi ho posto ai rappresentanti dei ministeri, delle regioni e ovviamente a tutto il sistema ITS e a maggior ragione ai sistemi imprenditoriali questo tema, questo warning, attenzione, perché più siamo bravi, più rischiamo paradossalmente di svantaggiare certi territori, preferisco chiamarli comunità, però certi territori rispetto alla loro capacità di trattenere questi giovani professionisti. Cioè paradossalmente meglio che siano un po' meno bene formati, che così si fermano, piuttosto che iperformati, perché poi aumenta il rischio. Vabbè, bisogna trovare una mediazione, che dice? ovviamente un mediazione. equilibrio che possiamo trovare, e chiudo con ovviamente, perché il mio, in questo caso, piccolo pessimismo è sempre della ragione come l'ottimismo, e quindi diamo anche le soluzioni. Intanto bisogna riequilibrare un po' l'offerta di formazione terziaria tecnologico specialistica sul territorio nazionale. Cioè bisogna che tra le sfide che poniamo al sistema ITS, alle diverse fondazioni, è che insomma l'approccio
e il trasferimento dei nostri percorsi, se giustamente anch'io condivido il numero delle fondazioni può essere adeguato a rispondere oggi alle esigenze della nostra formazione terziaria, e bisogna che però loro si muovano anche al di fuori dei propri contesti territoriali di riferimento. Quindi il tema del riequilibrio. 2, sollecitare ancora di più i sistemi imprenditoriali, tutti i sistemi imprenditoriali, soprattutto quelli locali, a integrarsi nelle e con le fondazioni. Perché in questo modo, come dire, saldiamo fin da subito il rapporto fra lo studente che cresce dentro un'azienda e, come dire, questo può aiutare quella dinamica di fidelizzazione, di rapporto personale, di sì va bene, magari sono un po' meno internazionale, un po' meno la visione europea, ci sono vicino, la posso toccare e così via, però sto nella mia comunità, vivo nella mia comunità, vivo con i miei affetti, ecco perché uso il concetto di comunità più che di territorio. Terzo, e lo diceva Alfonso bene, lucidamente, altra sfida per le fondazioni, aumentare la loro capacità non solo di mettere dentro il sistema economico dei bravi tecnici, ma anche dei giovani imprenditori, cioè dei giovani che abbiano la motivazione e la visione, come è successo negli anni 50-60 in Italia, io sempre su quel tavolo lo ricordavo, no? E allora molti bravi tecnici si misero in proprio. C'erano delle condizioni e dobbiamo creargli quelle condizioni, dobbiamo creargli quella motivazione, quella visione e dargli quel supporto anche iniziale in termini di infrastrutture, di risorse, anche di risorse economiche, perché sposino la loro ambizione, la loro motivazione con le condizioni per poter diventare anche quei piccoli imprenditori e che poi rinnovano i tessuti che in diverse parti del nostro paese, in diversi contesti regionali, nelle aree interne e così via, ormai sono logorate. E queste sono 3 o 4 sfide che lancio alle fondazioni che ci aspettano. Grazie mille a tutti voi per essere stati qui con noi, grazie dottoressa Palumbo, grazie direttore Acerra, grazie direttore Romano, grazie dottor Balsamo, Bastianello e Manfredi, grazie a tutti voi davvero per la chiacchierata molto interessante. Adesso io vorrei aprire una pagina che è dedicata al contributo, credo fondamentale, delle agenzie per il lavoro a sostegno degli ITS. Chiamo Raffaella Caprioglio, presidente Umana, perché Umana collabora con oltre 40 fondazioni ITS Academy in Italia e ne sostiene i percorsi. Benvenuta. Allora, il microfono sì, lo può prendere lì. Abbiamo parlato già di questi dati, li ripetiamo. Secondo l'ultimo report Indire 2024, oltre l'84% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno, quindi è un dato molto positivo. Come interpretiamo questo scenario? Quali segnali emergono anche dal mercato del lavoro e come dobbiamo e si possono rafforzare questi risultati? Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai pochi ragazzi per i quali in teoria dovremmo parlare noi oggi. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni, sì, vedo. Restate con noi però, almeno voi. Sì, li interpreto da appassionata come persona e come azienda del mondo ITS, che è un mondo straordinario in cui noi abbiamo creduto fin dalla nascita. E sono dati veri, sono dati che noi, che come sono solita dire siamo al fronte, tocchiamo con mano, perché questi ragazzi sono ragazzi preparati per quello che serve realmente alle aziende e questo non è poco. Però io dico sì, l'84% appena finiscono la scuola. La verità dei fatti è che un'altra cosa che ci appassiona molto è l'apprendistato duale. L'apprendistato duale, quello quindi che è possibile fare appunto tra ragazzi, le imprese, fin da quando sono iscritti all'ITS, che ci appassiona, ci abbiamo creduto, ci siamo spesi molto, abbiamo un buon numero, ma non mai sufficiente, di ragazzi che fanno apprendistato duale. In questo modo i ragazzi sono dentro il mondo dell'impresa direttamente. E le imprese possono investire in questi ragazzi anche per il periodo in cui stanno ancora studiando. Questo è molto importante perché l'apprendistato duale consente di avere un'alternanza costante per i ragazzi tra quello che è ciò che imparano, diciamo, a scuola e quello che poi vedono applicato in azienda, ma allo stesso tempo riportare a scuola
quello che hanno visto poi essere la realtà in azienda. Questo strumento è ancora usato pochissimo rispetto al valore che ha. Dovrebbe essere incrementato. Dovrebbe essere incrementato, però dipende, non è che ci sia qualcuno che dall'alto deve dirci implementatelo. Ci sono le regole per farlo, c'è la disponibilità, almeno da parte nostra. Di sicuro un soggetto come l'Agenzia per il Lavoro, io parlo per Umana, che veramente è stata tra le primissime a partire con queste cose, e i soggetti da mettere assieme sono gli ITS, sono i ragazzi, sono in qualche modo ancora anche le famiglie e le imprese, e naturalmente le agenzie sono il soggetto più adatto a mettere assieme tutti questi soggetti. Si deve fare di più, ci sono degli ITS che ci credono tantissimo, che stanno ambendo ad aule solo di apprendisti duali, e ci sono ITS che stentano un po' di più a utilizzare questa formula, però quando poi viene utilizzata funziona benissimo per tutti, quindi io ribadisco che sì, trovano lavoro sicuramente dopo, ma possono in qualche maniera già avere la vita in azienda mentre stanno ancora studiando. Quindi il mercato del lavoro è pronto ad accogliere tutti questi studenti, c'è bisogno di altre, secondo lei, altre formazioni, altre strade da percorrere? No, e secondo me c'è bisogno di pensare a meno altre strade da percorrere. Nel senso, rafforzare quelle che ci sono. Rafforzare quelle che ci sono, perché ricordo tra l'altro che l'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, e quindi i ragazzi percepiscono anche una retribuzione quando non sono in formazione a scuola o in azienda. Ma al di là della retribuzione è proprio un modo di conoscere l'impresa dal vero, da vicino, anche quando si sta ancora studiando. Le aziende sono assolutamente pronte ad accogliere questi ragazzi. Noi ne avessimo di più a disposizione di tutti quelli che già ci sono, potremmo dare maggiori risposte. Quindi non c'è qualcuno che vincola. Posso dire, siamo noi. Però dicevamo prima che molte professionalità mancano, sono difficili da reperire. Sì, appunto gli ITS sono qui per andare a riempire quel gap. Poi tante volte noi facciamo anche la formazione di ultimo miglio, come si suol dire, o quando sono già inseriti in azienda, nel nostro caso in somministrazione, perché evidentemente poi le aziende hanno bisogno di specificità, ma se si fa l'apprendistato duale tutto questo viene fatto già nel percorso, quindi si accelerano anche i tempi, perché i ragazzi degli ITS hanno già, ripeto, la preparazione che serve nei territori in cui queste fondazioni sono nate, i corsi sono cresciuti, essendo un'istituzione che ha al proprio interno anche l'impresa, evidentemente ragiona in termini di efficacia, e quindi dal mio punto di vista, ripeto, pensiamo a quello che c'è, utilizziamo di più quello che c'è. Ecco, lei appunto che conosce bene i territori, gli ITS, il mondo del lavoro, c'è qualche esempio che possiamo fare a questi ragazzi per spiegargli un po' qual è il percorso dopo appunto l'esperienza in un ITS? Dopo o durante, no? Come certo, abbiamo anche detto, l'alto apprendistato è, l'ho detto, una grande opportunità di poter continuare a frequentare naturalmente, e anche a fare un'esperienza in azienda, direi più solida di quello che è un tirocinio. Questi ragazzi, ripeto, io ho poco da dire. Quando escono, se non hanno fatto un periodo di apprendistato, da parte nostra, da noi saranno sempre accolti, ma noi cose che facciamo d'accordo con gli ITS, con cui abbiamo un dialogo costante per offrire un'opportunità di entrare in azienda anche attraverso la somministrazione di lavoro, come prima lo possono fare sempre con l'apprendistato in somministrazione, che è uno strumento, insomma, non vorrei essere qui a spiegare che cos'è o a giustificarla in qualche modo, però diamo è un consiglio a questi ragazzi, sì, no? È un contratto di lavoro retribuito e anche dal punto di vista contributivo esattamente uguale a quello che è un contratto di lavoro diretto con un'azienda, quindi solo che viene gestita in maniera diversa la flessibilità. Però insomma diciamo che c'è dal 1997, però ne stiamo ancora parlando e secondo me ne parleremo ancora molto, così come l'apprendistato duale, che è venuto un bel po' dopo, ma che ripeto, secondo me è lo strumento di eccellenza per fare una vera alternanza tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Grazie mille, grazie per essere stata
con noi. Grazie a Raffaella Caprioglio, presidente di Umana. Allora, lo dicevamo nel corso della nostra chiacchierata che gli ITS vengono scelti sempre più spesso da persone laureate, ciò vuol dire che ci sono delle classi molto più varie, con persone che hanno fatto un percorso e a un certo punto, anche universitario, decidono di voler cambiare vita o di volersi specializzare, no, in un campo, e l'ITS dà proprio questa, possiamo chiamarla così, seconda chance. E io vorrei parlare con dei ragazzi che hanno fatto 3 percorsi diversi e che ci racconteranno quanto appunto gli ITS possono cambiare la loro vita, il loro percorso, il loro futuro. E quindi chiamo Lorenzo Natali, Gaia Flori e Gianmarco Luzzi. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Allora, Gaia vicino a me, eccoci qua. Allora, Lorenzo, parto da te, raccontaci un po' la tua storia. Tu adesso sei un collaudatore su strada e su pista per la Ferrari, però questa passione per i motori tu ce l'hai, diciamo, fin da piccolo, ma hai intrapreso tutt'altro percorso. Esatto. All'inizio della tua carriera, diciamo, della tua vita. Sì, mi presento, sono Lorenzo Natali, ho partecipato alla prima edizione dell'ITS Modena nel 2014 per diventare tecnico dell'autoveicolo, e per me l'ITS è stata una scommessa, posso dire ad oggi vinta, mi ha dato una seconda possibilità, è stata una seconda chance. Infatti sono entrato nel mondo e ho conosciuto il mondo ITS a 27 anni, e quindi diciamo relativamente tardi. Perché prima raccontiamo, tu avevi certo, prima ho avuto, no? diciamo, un percorso abbastanza variegato, sia di vita che di studi. A 18 anni, dopo un diploma di maturità scientifica, decisi di iscrivermi, diciamo anche senza troppo pensare a quello che mi piaceva poi veramente nella vita, a un corso di economia di laurea in economia e diritto a Bologna, e completai la triennale con un anno di ritardo, poi mi iscrissi a economia e professione alla magistrale. Durante proprio questo periodo partecipai all'inizio in qualità di diciamo esperto di economia per fare un business plan della produzione di una macchina, insomma partecipai a questa competizione che si chiama Formula Student. Per chi non la conoscesse, ogni ateneo, ogni facoltà di ingegneria, diciamo, poi una competizione a livello mondiale, costruisce una macchina. Il regolamento è abbastanza libero, anche per dare sfogo alla fantasia dei futuri ingegneri. In un secondo momento ho anche guidato questa macchina, diciamo, alle competizioni, e da lì ho capito che volevo entrare nel mondo del lavoro, e non facendo ingegneria, visto anche l'età, ma comunque anche con un corso che mi permettesse di avere già un contatto con il mondo del lavoro, lezioni frontali di professionisti, di docenti universitari, stage in aziende di primo ordine, e passai, diciamo, un anno lavorando, facendo altre cose, mollando poi l'università, a guardarmi intorno. E nel 2014, appunto, tramite un passaparola, mi ricordo che era a settembre, venni a conoscenza di questo nuovo corso. Mi fiondai subito alla ITS Bologna, alle Aldini Valeriani, e mi dissero che da lì a breve partivano appunto queste selezioni per selezionare i 25 fortunati che partecipavano poi al primo corso. E niente, dopo il mio obiettivo era entrare appunto all'ITS, c'entrai per il rotto della cuffia, mi sembra fossi 24esimo in graduatoria, e da lì cominciò il mio percorso. Pensate che arrivai il venerdì, mi ricordo, dei diplomi a luglio, con cui avevo già un accordo verbale con l'azienda dove avevo precedentemente lavorato, ma dopo la discussione della tesi, Stefano K, che è titolare dell'azienda Schema, che è un'azienda metalmeccanica che ha anche delle sale prova che affitta per vari clienti, tra cui Ferrari,
alla fine della tesi mi propose di andare a lavorare da lui e accettai subito. Pensate che il lunedì ero già lì. Quindi tu nel 2014 inizi il tuo corso all'ITS, nel 2016 termini e il giorno dopo... Il giorno dopo già avevo... Sì, esatto, il venerdì avevo 2 proposte di lavoro e ebbi anche la fortuna di scegliere in questo caso. E dopo un anno arriva la proposta Ferrari. Dopo 8 mesi, esatto, Stefano mi propose di fare un colloquio in Ferrari, che cercavano una persona che conoscesse già un po' di protocolli, di sale prove e quant'altro, mi vedeva molto motivato e feci questi colloqui, in realtà sia per entrare in linea di produzione che per la sala prove. Per fortuna entrai subito in sala prove e poi dopo 4 anni trascorsi lì entrai, diciamo, in questo programma di formazione per diventare driver interno in Ferrari e cominciai a guidare a fine 2020, inizio 2021. Feci 2 anni in produzione, 1 anno in durata, cioè, accumulo chilometrico, e da luglio del 2024 faccio parte del team di progettazione e sviluppo. Per me è un grande orgoglio e devo dire che col senno di poi scegliere ITS è stata veramente la scelta migliore che potessi fare ad oggi. Sono veramente contento anche di essere qua, sono un po' emozionato, non so se si vede, a raccontare, diciamo, quello che è stato il mio percorso, ne sarò eternamente grato. Bene, grazie. Senti Gaia, studentessa ITS Academy Lazio Digital, raccontaci cosa è successo ieri in questa sala, perché il Lazio Digital ha vinto un premio e voi siete coloro che hanno vinto il che hanno vinto il premio. Allora racconta, tutto parte da un ragazzo con una disabilità che si chiama Simone. Simone ha una disabilità visiva e voi avete trovato e cercato un modo per aiutarlo a destreggiarsi diciamo, tra i mezzi romani, no? Sì, allora noi in classe abbiamo un ragazzo con disabilità visiva, appunto Simone, come è stato detto, e fondamentalmente partecipando a questo project contest nazionale ITS 4.0 siamo partiti proprio da lui, cioè dalle difficoltà che lui riscontra poi ogni giorno quando si muove per la città di Roma, che penso un po' lo sappiamo tutti, molto caotica. E quindi siamo partiti da lui e abbiamo proprio voluto cercare insieme una soluzione e abbiamo progettato quindi un bastone. In realtà è un prototipo che poi si può inserire in qualsiasi altro strumento, però appunto il prototipo era un bastone. Allora vediamolo insieme così ce lo racconti. Allora questo è il bastone. Sì, cioè diciamo questo più che altro è... Qui non so che cosa sia. No, è l'esperimento sociale che noi abbiamo fatto per riuscire a, diciamo... Questo è un bastone normale però, giusto? Sì. E lui non è Simone comunque, okay. È un nostro compagno e noi ci siamo proprio finti e ipovedenti cercando di muoverci per la città di Roma, questo è Termini, e nel tentativo proprio di capire quali potessero essere le difficoltà che poi Simone incontra ogni giorno. E appunto qui anche le difficoltà, no? Banalmente nel poter passare i tornelli della metro oppure spesso queste sono le strisce guida che si bloccano o magari sono rovinate, esatto, e quindi il percorso non finisce. E spesso la porta della metro non si apre dove finiscono le linee guida, quindi ci sono molte difficoltà, ecco. E quindi noi proprio abbiamo continuato nel tentativo di capire quale potesse essere la soluzione e abbiamo strutturato questa idea in cui ci sono dei sensori che in tempo reale riescono a percepire eventuali ostacoli. Io l'ho visto il video, non so se ce n'abbiamo qui, un altro video che racconta esatto il prototipo, perché è molto interessante da vedere. Se non ce l'abbiamo però lo spieghiamo noi. Non ce l'abbiamo. Ok. Sì, ci sono dei sensori che percepiscono in tempo reale quelli che sono gli ostacoli durante il percorso e collegati a un'applicazione. L'applicazione
fornisce assistenza vocale in tempo reale sui movimenti e il percorso da prendere per evitare gli ostacoli. Poi in realtà c'è anche un'altra parte in cui proprio puoi richiedere non so, di andare a una determinata stazione e fornisce, sempre con l'assistenza vocale, la direzione e il percorso da prendere poi per raggiungere il tuo traguardo. Quindi, bravi, complimenti davvero. Però torniamo a te, Gaia, perché tu provieni da un percorso accademico che non c'entra niente con quello che ci hai raccontato, perché la tua passione forse erano le scienze naturali, o comunque sia iniziato quel percorso. Sì, no, in realtà la mia passione è ancora un po' l'ambiente e le scienze naturali, e diciamo che sì, in questo mi vorrei anche ricollegare a ciò che è stato detto prima, di non vedere l'ITS anche come alternativa a un percorso fallimentare accademico, perché per me è stato più che altro un'integrazione a quello che è stato il mio percorso, sì, al mio percorso accademico. Cioè io provengo da una triennale in scienze biologiche e una magistrale in biologia marina, concluse entrambe poi con il massimo dei voti, e ho anche vinto una borsa di collaborazione con l'Università di Tor Vergata per diversi mesi, in cui ho partecipato alla pubblicazione, cioè una pubblicazione sull'utilizzo di larve di echinodermi come bioindicatori ambientali. Poi hai fatto un tirocinio presso l'ISPRA? Ho fatto un tirocinio presso l'ISPRA, cioè l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale, in cui sempre sul tema di monitoraggio, e ho partecipato poi successivamente sempre alla stesura di una pubblicazione per le analisi morfometriche, sempre di echinodermi, per l'analisi ambientale, ed è lì un po' che mi sono approcciata a quelle che è poi l'analisi statistica, no, quello che voleva dire poi fare analisi o studiare i dati, che poi in realtà è un po' trasversale. E da lì ho deciso cioè sentivo proprio una forte carenza di competenze tecniche, cioè il mio percorso era molto settoriale, quindi in questo senso non mi ci ritrovavo tanto, volevo un po' ampliare o comunque fare qualcosa che fosse un po' più di impatto, in un certo senso. E io non conoscevo gli ITS. Come ci sei arrivata? Perché sono andata a un centro dell'impiego in cui ho detto, cioè, vorrei cambiare, sento di aver bisogno di altro, e sono loro ad avermi consigliato poi gli ITS, ed ho visto questo corso di Artificial Intelligence and Data Science e era perfetto per me, nel senso, a me piaceva molto la parte, più che la parte pratica, che interessa tanto a dei miei colleghi, a me interessa molto la parte dopo, cioè ok, ho i miei dati, che ci faccio? Come li sviluppo? Come li sviluppo? Quali sono le conclusioni? Ed è quella a me la parte più attiva mentalmente, e che non, diciamo, alienante anche in un certo senso, ed è quella che mi interessava di più, ed è quella che sono riuscita poi a approfondire nel percorso di ITS, con tanti progetti pratici che poi, un po' a differenza anche dei miei compagni, ho sempre riversato su quello che è il mio campo, quindi gli altri facevano, non lo so, sistemi di assistenza, io facevo sistemi di riconoscimento di specie animali, cioè è un po' come mantenere il mio campo con nuove però competenze tecniche che prima non avevo. Brava. Prima parlavamo, no, di quanto fosse importante fare marketing e quindi far conoscere l'ITS. Io penso che voi siete la migliore pubblicità, no, che possa esistere, perché sul campo avete avuto queste esperienze positive. Gianmarco, ITS Umbria Academy, tu dopo il diploma di liceo sei entrato nell'Arma dei Carabinieri. Che cosa è successo? Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per ITS Umbria Academy per avermi dato questa possibilità di essere qui oggi a raccontare la mia esperienza. Bene, come appena accennato, io facevo parte dell'Arma dei Carabinieri, arruolato nel 2018, subito finito il diploma di liceo scientifico. Ho prestato servizio per diversi anni presso l'organizzazione territoriale, quindi alle stazioni Carabinieri, e lì proprio che ho scoperto i fenomeni, diciamo, gli effetti dei reati informatici, perché io i reati informatici, come appunto un presidio di illegalità in un territorio, li affrontavo dal punto di vista giuridico, quindi le persone venivano a denunciare casi di phishing, email malevole, messaggi malevoli che inducevano le persone a fornire dati sensibili, carte di credito, quindi comunque informazioni che essenziali per la persona,
E da questi fenomeni qui ho avuto l'interesse, la passione nell'approfondire quello che effettivamente volesse dire sicurezza informatica. Inizialmente non conoscevo gli ITS, io poi appunto avevo comunque un lavoro già insomma da diversi anni, ho iniziato ad approcciare in maniera autonoma a quella che è la sicurezza informatica. Ma è stato come aprire un vaso di Pandora, ovvero cioè una miriade di informazioni e di materie che difficilmente riuscivo a gestire in maniera autonoma. Per questo ho iniziato la ricerca di un percorso formativo che mi portasse a ampliare quelle che erano le mie competenze informatiche, e qui scopro gli ITS, scopro gli ITS, scopro l'ITS Umbria Academy, che io sono nato a Terni, l'ITS Umbria Academy ha la sede principale a Perugia, ho detto è il posto giusto per me. Vado, faccio le prime selezioni per la classe di indirizzo cyber security e rientro insomma nella classe. Il percorso in cyber security fatta all'ITS Umbria Academy è stato un percorso che io ho affrontato in maniera molto militare, nel senso che l'ho approcciato come una porta d'ingresso per un nuovo dominio, ovvero il dominio cyber. E l'ITS Umbria Academy, anche grazie alla collaborazione che ha avuto con la Polizia Postale, quindi che ha portato operatori della Polizia Postale all'interno delle aule, io ho avuto modo di approcciare a una realtà che prima non conoscevo. Io provengo da studi giuridici, quindi per me ho ritrovato anche qualcosa di giuridico all'interno del mondo della sicurezza informatica, perché c'è tutta quanta la parte di governance. Da questo percorso poi in realtà ne è venuto fuori che è uscito un primo concorso per vice ispettori tecnici per la sicurezza cibernetica, a cui io ho detto questo è il mio percorso, questo è quello che voglio fare, e grazie a quello che io ho appreso all'interno dell'ITS per me è stato fondamentale per la realizzazione e la riuscita di questo mio progetto. Infatti oggi io sono uno dei 200 frequentatori del primo corso di questo corso vice ispettori tecnici. La fortuna è stata che l'ITS ci ha offerto intanto delle strumentazioni hardware e software all'avanguardia, strumentazioni che difficilmente sono possibili replicare in altri enti. Quindi noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare con strumentazione professionale anche per quanto riguarda la gestione di incidenti informatici. Noi abbiamo lavorato su infrastrutture reali, virtualizzate, quindi si spegne il pulsante e si riparte da zero, ma è stato fondamentale per capire la gestione dei processi, per capire l'importanza della sicurezza in tutti i processi di un'infrastruttura aziendale. Quindi adesso a che punto sei del tuo percorso? Io ora devi concludere il secondo anno. Io settimana prossima finisco gli ITS Umbria Academy con gli esami finali. Bene, io vedo che ci sono dei ragazzi, avete delle domande? Volete fare delle domande? Perché loro secondo me possono rispondere a qualsiasi vostra curiosità. Se invece siete timidi, io direi di dare a loro un consiglio. Immagino che loro staranno appunto nel bel mezzo di un percorso. Che cosa vi sentite di dire? Io se posso dare un consiglio, credeteci fino in fondo, perché l'ITS insieme ai tutor, insieme ai docenti universitari e del mondo lavorativo possono darvi veramente la giusta via e farvi scoprire quello che è magari la vostra passione e che ancora non conoscete. Quindi affidatevi a loro e metteteci il 110% di voi stessi, perché sicuramente arriverete a un traguardo. Gaia? Sì, io direi, sicuramente mi riconnetto, sono d'accordo, credeteci fino in fondo e incuriositevi, siate attenti e siate anche vogliosi di imparare il più possibile, chiedete e sognate, forse è un po' poetico, però perché no? Possiamo dire i sogni si realizzano, no? Dai, ce l'avete dimostrato, quindi sì. Sì, questo. Sì, anch'io vi consiglio di mettercela tutta e
di scegliere anche ITS, una validissima alternativa, e la vicinanza con le aziende è veramente il punto di forza che io ho riscontrato durante la mia esperienza, soprattutto anche con le lezioni frontali dei professionisti che arrivavano direttamente dalle aziende e ci potevano un attimino, oltre a dare nozioni tecniche, anche a nozioni proprio su quello che è la realtà, no? Di dove loro operavano e del settore, diciamo, dell'automotive. Bene, ragazzi, allora grazie, come si dice, buon cammino, buon percorso. Grazie. Grazie mille veramente. Volevo chiamare, prima di concludere, Filippo Soprani, direttore vendite HP, che ha portato qui a Job Orienta delle tecnologie da mostrare ai ragazzi degli ITS. Benvenuto. Buongiorno. Cosa ci ha portato? Un po' di innovazione. Oh, che fa sempre bene, fa parte di questi percorsi. E di tecnologia. No? Ma proprio 3 parole, grazie. Sì. Innanzitutto è un piacere essere qua con voi oggi. HP è un'azienda di ricerca e sviluppo che ha una forte tradizione tecnologica e una forte tradizione ingegneristica e di tecnologia. Noi crediamo nel percorso ITS, crediamo tantissimo in questo ponte tra la formazione e l'impresa. Pensate che noi sono 80 anni che lavoriamo in ricerca e sviluppo e facciamo tutt'oggi formazione. Io sono 25 anni che sono in HP e continuo a fare formazione, non finirà mai. Oggi abbiamo portato un piccolo banchetto dove, con l'aiuto di un estratto della nostra squadra, per noi sarà un piacere ispirare con la nostra tecnologia, perché crediamo certamente che la tecnologia sia uno strumento che possa essere abilitante per quello che noi chiamiamo da tempo il future of work, quindi come lavoreremo domani, ma crediamo tantissimo che poi alla fine siano le persone che facciano la differenza. E quindi vediamoci, parliamoci. Dove vi trovate? Dove qua, siete? usciti qua a destra trovate 2 vele e abbiamo portato anche qualche cosina da vedere. Ci sono tanti progetti in essere, tante collaborazioni. E il 10 di dicembre rinnovo un invito che vi abbiamo iniziato a mandare in questi giorni. Faremo un evento presso la nostra sede di Milano, al quale siete tutti invitati, dove potremo fare un ulteriore approfondimento. Vi ringrazio di questa piccola finestra dello sponsor. È un piacere. E ci vediamo dopo. Grazie. Ci vediamo dopo, grazie mille. Allora, abbiamo parlato dello sviluppo, dei grandi passi avanti fatti dagli ITS. Io ho visitato l'ITS di Bari e veramente sono rimasta colpita dall'innovazione, dai laboratori che sono di un livello d'avanguardia enorme, quindi mi sono resa conto di quanto i ragazzi, entrando in queste realtà, vengono messi alla prova in degli ambienti che possono essere gli stessi che ritrovano poi in aziende di altissimo livello, questo grazie anche ai fondi del PNRR. E allora noi voglio mostrarvi un filmato che racconta un po' queste che sono le trasformazioni e vi fa entrare dentro queste realtà. E questo è proprio Bari, mi pare, no?
Allora, siamo partiti da Puglia Digital per entrare poi in tutti gli ITS d'Italia. Veramente avete fatto un lavoro straordinario e quindi chiamo con me il presidente di ITS Italy, Guido Torrielli, e chiamo anche a raggiungermi di nuovo la dottoressa Carmela Palumbo. Eccoci qua. Io credo che quando poi voi vedete queste immagini, la soddisfazione, l'orgoglio, prego, venga pure qui, l'orgoglio è immenso, cioè rende orgogliosi anche, diciamo, noi che non siamo del settore, ma ci rendiamo conto che l'Italia in questo sa fare grandissime cose, è vero? Sì, io devo dire che sono emozionato. Con la lacrima addirittura. Sì. Sì, però io sono emozionato. Gli occhi lucidi li vedo bene. Sono emozionato perché per due motivi. Il primo è perché questa è solo una piccola parte che io direi ho visto quasi tutta, perché il mio, come diceva ieri il conduttore, sono un evangelista e quindi vado in giro a portare queste cose e a portare il nome degli ITS, a portare quello che gli ITS sanno fare, che hanno fatto, grazie soprattutto a chi ci ha creduto. E chi è seduto qui vicino a me ci ha creduto con tutti i problemi che ha dovuto affrontare, che ci ha fatto affrontare, non lei ma tutto il Ministero, ma che anche loro hanno dovuto affrontare, perché noi ci rendiamo perfettamente conto che è tutta una questione di andare dietro delle regole che sono difficilissime da gestire. Però oggi noi siamo arrivati ad un punto in cui i nostri laboratori funzionano, hanno dei costi energetici enormi, hanno dei costi di manutenzione e di gestione enormi e siamo nati come piccole realtà con delle gestioni amministrative molto semplici perché dovevamo fare dei conti assolutamente tranquilli. Oggi questi conti li dobbiamo fare con delle strutture organizzate. Quindi noi oggi siamo in attesa, come la dottoressa Palumbo sa, di avere una serie di identificazioni anche dal punto di vista di quelle che sono le unità di costo standard che noi dobbiamo puntare ad avere secondo gli indici Istat che ci permetterebbero, faccio dei numeri perché da ingegnere mi piacciono i numeri, 330 milioni oggi vale un corso, 390 milioni varrebbe con una rivalutazione Istat. Quei 60 milioni a noi non interessano per fare delle cose in più, ci interessano per mantenere questo sistema. Mi sono permesso oggi di fare questo discorso e sono contento che siamo, poi noi andremo in assemblea e sono contento che siamo rimasti qui con pochi giovani, forse più nessuno, e oggi io avevo la possibilità di riempire questo teatro perché avevo chiamato dei soggetti che questo teatro lo riempivano assolutamente. Poi arrivati a un certo punto avevo paura dello sciopero e siccome le persone che oggi attirano i ragazzi, da genovese lo dico, costano l'ira di Dio, allora ho detto cerchiamo di rimandare eventualmente all'anno prossimo. Questo è il quinto anno che io faccio come presidente, l'anno prossimo sarà l'ultimo di Job Orienta, ma sarà anche un anno nel quale io ho già anticipato alla dottoressa Montesarchio, che in questo momento è direttore della comunicazione, che è nostro interesse organizzare un qualcosa che è il complemento a 360 gradi di quello che noi abbiamo fatto vedere oggi. Cioè? Noi a ottobre vorremmo presentare i risultati di tutti gli investimenti dei laboratori che il PNRR ci ha messo in campo per dimostrare la serietà, la qualità e quelle che sono il futuro del nostro sistema. Un futuro che punta al 2030, perché? Perché il 2030 è l'anno in cui noi arriveremo al 4+2
con i ragazzi che escono fuori, e abbiamo sentito dai giornali, dal Corriere della Sera, dalla Sole 24 Ore, ma soprattutto da Union Camere, risultati che vanno valutati, vanno molto ragionati, perché 120.000 sono le esigenze, però poi bisogna vedere come distribuite nel paese, come mettere in gioco tutte queste cose. Noi abbiamo molti punti da gestire insieme alle regioni, perché poi abbiamo anche regioni, lo dicevo l'altro ieri, nel coordinamento delle regioni, ho chiesto, per favore cercate di uniformare il vostro modo di affrontare gli ETS. Noi abbiamo due soggetti, il Ministero che ci ha creduto e non solo, sta giocando una riforma su di noi. Abbiamo le regioni che ci hanno sostenuto fino ad oggi, perché quello che abbiamo fatto prima del PNRR lo dobbiamo soprattutto a loro, e vorremmo continuare ad avere un sistema che si parli completamente tra regioni e Ministero, per far sì che il nostro percorso verso il 2030 sia un percorso che non porti a delle forme di burnout nei nostri dipendenti, perché effettivamente molto spesso io ho terrore a entrare negli ITS e trovarmi i direttori amministrativi che mi vogliono fare fuori per quello che abbiamo messo in gioco in tutto questo periodo. Però la mia commozione era veramente forte, perché vedere queste cose, vedere quello che io racconto e farlo vedere è una cosa che non è sempre facile, ed essere presidenti di questa associazione con tutti i problemi che abbiamo, noi andiamo molto spesso a cercare di trasferire all'estero ciò che in Italia abbiamo di buono, ma senza aver finito il nostro percorso in Italia. Però questo è un qualcosa che dobbiamo ragionare, perché nazioni come Francia e Germania, devo dire che ci invidiano il nostro modello ITS. Poi Alfonso ci ha portato delle notizie dalla Spagna, cioè io amo molto la Spagna e anche gli spagnoli e le spagnole, come direbbe il mio amico Francesco, però sinceramente il nostro sistema italiano è un sistema che vale, e per farlo valere anche di più il governo italiano, perché poi il Ministero ha un suo ruolo, ma chi ha veramente in mano tutto è un signore che si chiama Giorgetti, che ho affrontato più di una volta. Un giorno ha detto a uno: hai visto Torielli? Sì, ma gli ha detto, non mi ha neanche salutato, mi ha detto 250 milioni. E io, è andato al sodo. E io sono andato al sodo, perché quelli sono i soldi che ci servono per andare avanti. Grazie. E riusciamo a recuperare questi soldi? No, io ho voluto qui la dottoressa Palumbo non per rispondermi a questa domanda. Ma io faccio il mio lavoro, mi ha servito su un piatto Valentina, d'oro, quindi... no, io ho voluto solo qui la dottoressa Palumbo perché so che lei è con noi, so che lei ci aiuta sicuramente in questo, diciamo, in questa equazione di sesto grado. Poi ci sono l'intelligenza artificiale ormai che riesce a risolvere anche l'equazione di Navier-Stokes, che poi dirò un'altra volta che cos'è, però effettivamente lei insieme a tutto la struttura di quel Palazzo Bianco che è in Viale Trastevere, adesso c'ho anche quelli che stanno sotto che appena mi vedono mi riconoscono e chiamano tutti, è arrivato, allora scappate tutti. Però io ho fiducia veramente in loro e chiedevo a lei di darci questo segnale. Poi io non parlo più, oggi ho voluto, in qualche modo mi hanno obbligato, ho voluto stare dietro le quinte perché poi in definitiva noi dobbiamo ascoltare loro. A me ascoltano già troppo e adesso poi dopo gli parlerò ancora perché devo fare l'assemblea. Non finisce qua, ovvio. Tantissimi spunti. Comunque vorrei dire, focalizzare due concetti. Primo, gli ITS, dalle immagini che abbiamo visto, rappresentano, credo, per il nostro paese proprio un sistema anche virtuoso di utilizzo dei fondi del PNRR. Se qualcuno nel nostro paese ha dubbi
su come nel settore istruzione sono stati usati i fondi del PNRR, per cortesia dateci questo filmato che rispondiamo con questo. E poi a ottobre avremo i risultati, giusto? Sì. Bene. Sì, quindi diciamo la soddisfazione, permettetemi, di un burocrate è anche questa, no? Cioè, voglio dire, abbiamo puntato, no, su questo investimento importante e questo investimento sta avendo un ritorno, è tangibile perché i nostri ITS sono diventati anche dei luoghi belli. Io sono stata di recente a Bari, c'erano le immagini iniziali, erano proprio su Bari. Sono dei luoghi belli, tecnologici, forniti, attrezzati, cioè io credo che sia importante anche per gli studenti. Si diceva prima, come dire, l'ITS costruisce anche la persona, no? Aiuta a costruire la persona e sapere di trovarsi in un luogo dove la società, lo Stato, tra virgolette, si prende cura di te, ti accoglie in un luogo bello, investe su di te, ti permette, Posso? ti dà la possibilità di essere creativo, di sviluppare le tue competenze. Questo è il miglior modo per trattenere questi giovani qui, perché ti senti preso in carico, ti senti accolto in un luogo che diciamo risponde ai tuoi bisogni e ha attenzione nei tuoi confronti. Quindi, prima di tutto, questo fatto bene sulla questione dei fondi PNRR. Poi ci sarà la parte della rendicontazione, come sapete, ma lì vi dovete rivolgere alla dottoressa Montesarchio, che è il direttore dell'unità di missione, io non c'entro. Ma sappiamo che la rendicontazione PNRR è quello che è. Vado sull'altro aspetto su cui diciamo ha centrato il suo intervento Torrielli, cioè la sostenibilità del sistema, perché è un sistema che appunto ha potuto contare in questi anni di questo booster fortissimo del PNRR, sia per i laboratori e per le strutture che per finanziare i percorsi. Ora abbiamo giugno 2026, si chiude il PNRR. Per il primo anno del 26-27 comunque le risorse PNRR abbiamo detto che possono essere utilizzate, insomma su questo sempre la dottoressa Montesarchio vi ha dato le rassicurazioni, quindi diciamo abbiamo la possibilità di finanziare una parte dei percorsi con risorse residue, chiamiamole così, PNRR, però ovviamente noi abbiamo anche lavorato sul fronte della legge di bilancio perché diciamo al netto delle risorse PNRR gli ITS sul fronte Stato usufruiscono di un fondo ordinario, chiamiamolo così, che fino adesso ha avuto in dotazione 48 milioni e rotti, una somma che è assolutamente insufficiente ovviamente per sostenere il sistema per il futuro che è così cresciuto senza le risorse del PNRR. Quindi non posso anticipare perché la legge di bilancio deve andare in approvazione, ma già comunque contiamo su diciamo, un aumento consistente delle risorse del fondo ordinario. Ricordo che queste risorse del fondo ordinario, quindi mi ricollego anche a qualche elemento che era stato posto nel dibattito precedente, in parte possono essere utilizzate anche per le borse di studio, quindi per consentire la mobilità degli studenti da una regione all'altra. Voglio frequentare l'ITS Lombardia e mi trovo in Veneto oppure mi trovo in Calabria, diciamo posso accedere ovviamente con certe condizioni di reddito a una borsa di studio. Ricordiamo anche un'altra cosa, che a differenza del sistema universitario l'ITS è gratuito per gli studenti. È una cosa che non abbiamo detto stamattina, abbiamo data per scontata, ma diciamo anche questo è un fattore importante per le famiglie, sapere di poter sostenere un percorso
di livello di istruzione terziaria senza dover pagare le tasse universitarie, per intenderci, e quindi questi sono aspetti importanti. L'altro aspetto importante è ovviamente che accanto al fondo ordinario continuerà a operare il cofinanziamento delle regioni, perché è previsto dalla normativa, diciamo, che disciplina gli ITS, e sono nati con questa declinazione, cioè di un finanziamento statale e con una compartecipazione che è stata anche molto consistente delle regioni. Questo continuerà ad essere, anche perché da parte delle regioni c'è stata, come da parte nostra, nel tempo veramente una forte presa in carico del sistema degli ITS. Alcune regioni di più, altre di meno, ma direi che ormai siamo arrivati ad un buon livello. Per esempio c'è una regione, non diciamo quale, che diciamo per molti anni è stata priva di ITS, ma è partita anche quella. Quindi ovviamente a velocità diverse, però il sistema è stato fortemente come dire, preso in carico. Il dialogo con le regioni è soprattutto, ne accennava Torrielli, sulla programmazione dell'offerta formativa, perché come per le scuole, la programmazione dei percorsi ITS, e quindi autorizzare un ITS ad aprire un nuovo percorso, aprire un nuovo ITS, è una competenza appunto regionale, non statale. E qui abbiamo visto comportamenti molto diversi. Ci sono appunto regioni, il Veneto è un esempio virtuoso, che hanno diciamo concentrato le risorse più sui corsi che sulle infrastrutture dell'ITS, quindi pochi ITS ma molto potenti con tanti percorsi. Altre regioni che si sono orientate per una programmazione che io definisco un po' più dispersiva e anche dispendiosa magari, cioè a un ITS corrisponde 1 o 2 corsi magari asfittici, e questo non va bene. Quindi è chiaro che su questi e poi lo vediamo anche nel monitoraggio di Indire, molto spesso dove non si fa massa critica, dove non ci sono numeri, anche la qualità del percorso ne risente, perché l'ITS è poco attrattivo per le imprese, quindi ha poche imprese socie fondatrici, insomma c'è una catena di conseguenze. Quindi senz'altro diciamo dobbiamo lavorare, credo, come associazione ITS, come Ministero, per una, chiamiamola moral suasion, perché è una competenza regionale, ma per orientare in modo fruttuoso la programmazione dell'offerta formativa da parte loro, perché bisogna ottimizzare, diciamo così, l'utilizzo di queste risorse. Ripeto, la legge di bilancio recherà risorse maggiori sul fondo ordinario, ma ovviamente diciamo, voi sapete poi com'è la redazione della legge di bilancio, diventa una guerra, no? Ognuno difende il suo, quindi bisogna essere anche molto vigili. Ma le risorse sono finite per definizione, quindi non sono infinite, sono finite in questo senso, per cui è importante anche saper utilizzare bene le risorse. L'altro aspetto che volevo sottolineare è proprio quello della valutazione del monitoraggio. Sono percorsi che annualmente, diciamo, vengono valutati da questo soggetto esterno che è l'Indire. Chiaramente i parametri che portano alla valutazione possono essere migliorati, messi a fuoco sempre meglio, questo senz'altro, però è importante la fotografia che ci restituisce questo monitoraggio, sia in termini di qualità dei percorsi di occupazione degli studenti. L'aspetto, come sapete, che a me un po' preoccupa è quello della dispersione. Cioè il sistema degli ITS, proprio perché c'è un concetto di utilità marginale che dobbiamo tenere presente, attira molto a livello di iniziale, no, di iscritti, poi sarà anche un po' perché gli studenti si guardano un po' attorno, magari fanno la doppia iscrizione, si iscrivono all'università, si iscrivono all'ITS e poi decidono cosa fare, ma abbiamo intanto tra iscritti e frequentanti un primo livello di dispersione. E qui insomma dobbiamo monitorare e lavorare. E così poi anche nel percorso. Quindi questo
diciamo, profili di, come dire, di Certo. fragilità sui quali ovviamente dobbiamo lavorare. Quindi, Presidente, mi avvierei alla conclusione. Bisogna vigilare, i fondi sono finiti, ma ne arriveranno altri. Sono sicura che lei, no, vigilerà molto bene su questo aspetto. Però, insomma, i presupposti per un futuro, io credo, prosperoso ci sono. Beh, io credo che se siamo qui seduti insieme su questo palco non possiamo fare altro che pensare a questo. Non vorrei spoilerare niente di domani, però credo che sia importante anche fare da subito una dichiarazione sul 4+2. Il 4+2 è un qualcosa di fantastico se fatto bene, ma bisogna stare attenti anche che deve essere finanziato e che devono essere finanziati gli ITS, perché ci sono degli ITS che hanno 80 scuole che richiedono la loro presenza e sicuramente non è possibile pensare con tutto quello che abbiamo già in meno, quindi non lo dirò molto forte perché sennò poi il Ministro mi caccia fuori dal sistema, però questo è quello che deve essere chiaro. Ne stiamo parlando ovviamente con il Direttore Generale che si è fatto carico di ascoltarci e lo ringrazio molto, così come ringrazio i suoi collaboratori e devo aggiungere che 101 milioni che sono nella finanziaria per il 2026 sono una cifra che è un terzo di quello che, perché il mio rapporto è 7.000 studenti, 100 milioni, se sono 21.000 sono 300 milioni, cioè la matematica è così fatta. Ci sono degli emendamenti che girano, ma io non voglio dire niente perché... ma anch'io non voglio dire assolutamente niente perché li ho visti per caso, ma mi è capitato di darci un'occhiata e questo spero che faccia capire qualcosa. Il concetto è, e qui chiudo, l'ITS, il sistema ITS è stato votato dal Parlamento all'unanimità. Una delle poche leggi che si possono ricordare. Che hanno messo d'accordo tutti. L'emendamento sta arrivando in qualche modo da tutte le parti del Parlamento, perché ho visto che anche 5 Stelle ha proposto qualcosa del genere, mi preoccupa alquanto in un certo senso, però il fatto che ci sia questa uniformità di intenti da parte del Parlamento vuol dire che il governo deve stare attento, dopodiché il Ministero, una volta che ha le indicazioni, non può fare altro che gestire quello che gli viene dato. Io spero che gli venga dato molto, però. Grazie comunque a tutti, adesso continueremo, grazie soprattutto alla dottoressa. Grazie dottoressa Lungo, grazie Presidente. Grazie anche alla nostra conduttrice e a tutti coloro che hanno collaborato e in particolar modo a chi ha fatto la regia di questi lavori che non cito, ma perché che non citiamo perché fa parte di Bari e quindi di questo ne della vorrei... parte iniziale di questo filmato che ci ha commosso a tutti, quindi... Bene, grazie e tra un po' ci vediamo in sala Salieri. Bene, a più tardi, grazie a tutti. Grazie.